Un ruolo primario all'interno della consulta del turismo, a rivendicarlo è Francesco Picarella, presidente di Federalberghi e Confcommercio di Agrigento. Le strutture alberghiere della città dei Templi, afferma oggi, rimangono il settore trainante dell'economia turistica della città. A certificarlo sono i numeri del gettito dell'imposta di soggiorno. Dei complessivi 380.000 euro incassati dal comune di Agrigento, ben 293.000 sono stati versati da strutture turistiche ricettive alberghieri, che corrispondono a circa il 75% dell'intero gettito, mentre il restante 25%, circa 85.000 euro, sono stati versati da tutto il resto della ricettività agrigentina. Dati ancor più rilevanti se consideriamo che sono solo 17 gli alberghi del territorio a fronte di oltre 300 strutture già accertate di altre tipologie. Oggi, conclude Picarella, alla luce dei dati derivanti dall'incasso dell'imposta di soggiorno, gli albergatori vogliono essere protagonisti nel contribuire a un virtuoso processo di trasformazione dell'offerta turistica cittadina. L'imposta di soggiorno dal 15 luglio al 31 dicembre 2017 il Comune di Agrigento ha incassato circa 380.000 euro, di cui almeno 293.000 appunto derivato dalle strutture turistiche alberghiere, quindi il 75% di tutto il gettito dell'imposta arriva dalle strutture alberghiere. Non chiediamo null'altro che avere il giusto riconoscimento appunto alla categoria degli albergatori, visto e considerato che svolgiamo un ruolo importante all'interno del tessuto economico agrigentino, e questa è la dimostrazione palese di quello che sto dicendo, ma altrettanto chiediamo che appunto la destinazione di questi soldi abbia una finalità importante per lo sviluppo turistico di questa città. È sicuramente difficile credere che 17 alberghi facciano un gettito così grande mentre la platea delle strutture riconosciute, quindi censite dal Comune di Agrigento, siano oltre 300, questa differenza di gettito. Se poi consideriamo che sulle OLTA, quindi sulle agenzie viaggio online, tra cui Booking, le camere nel tutto il territorio di Agrigento, arriviamo a circa 650 strutture, vuol dire che c'è un mondo sommerso che, oltre a evadere IVA, IRPEF, probabilmente incassano anche l'imposta di soggiorno e se la tengono in tasca. Quindi rivendichiamo non soltanto un ruolo, ma anche una maggiore attenzione a quella che può essere appunto la lotta all'abusivismo e la lotta allo scovare tutte quelle strutture che sono nascoste e che materialmente creano purtroppo soltanto un danno d'immagine alla nostra città.